Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. È mercoledì 3 giugno 2026. In apertura, il Golfo Persico torna a bruciare. Raid americani sull'Iran, missili di Teheran su Kuwait e Bahrain. Trump non arreta. Poi, sui rimpatri, l'Europa cambia passo, ma Tovaglieri ricorda che la sinistra ha bloccato le norme per 3 anni. In Brianza, un 21enne fermato per terrorismo. La radicalizzazione jihadista corre online. Salvini al lavoro per evitare lo sciopero ferroviario dell'11 giugno. La Lega rilancia sul dossier pensioni. Uscita anticipata oltre la Fornero. E infine, l'autonomia torna in Parlamento, con le intese per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Restate con noi, il giornale inizia adesso. Golfo in fiamme. Trump sfida Teheran. Nel Golfo Persico torna a bruciare la crisi tra Stati Uniti e Iran. Nella notte, nuovi attacchi hanno colpito l'area dello Stretto di Hormuz. Washington ha lanciato raid su strutture militari iraniane nell'isola di Qeshm, mentre Teheran ha risposto con missili e droni verso obiettivi in Kuwait e Bahrain. Il quadro resta tesissimo, ma Trump non arretra. Forza militare, deterrenza e trattativa restano le 3 parole chiave della Casa Bianca. Mentre l'Europa osserva e spesso balbetta, Washington continua a dettare il ritmo della sicurezza occidentale. Trump non subisce il caos, prova a governarlo. Perfino nello scontro con Netanyahu sull'offensiva in Libano, il presidente americano vuole tenere il tavolo con Teheran aperto, ma da una posizione di forza. Rimpatri, Europa modello Lega. Isabella Tovaglieri inchioda la sinistra. Sui rimpatri, l'Europa prova finalmente a cambiare passo. La Lega rivendica una linea tenuta per anni contro il politicamente corretto. Chi non ha diritto di restare deve tornare indietro. A Radio Anch'io, l'eurodeputata Isabella Tovaglieri ha salutato il nuovo regolamento europeo, ricordando però il dato più scomodo. Il testo è stato ottenuto sotto sequestro per circa 3 anni da parte della sinistra. Quando si parla in astratto, il PD invoca l'Europa. Quando si tratta di votare norme concrete su confini, rimpatri e paesi terzi sicuri, la sinistra si sfila. La Lega chiede meno burocrazia, meno ricorsi pretestuosi, espulsioni più rapide. Un sistema che rimpatria solo una parte degli irregolari non governa l'immigrazione, la subisce. E a pagare sono i cittadini. Jihad in Brianza, allarme social e terrorismo. Un 21enne residente a Vimercate è stato fermato dalla Procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Zaccaria Ben Addi pubblicava contenuti inneggianti al martirio, alla jihad e allo Stato islamico, con riferimenti al recente caso di Modena. Accuse precise, giudiziarie, da verificare fino in fondo. Ma la realtà smentisce chi minimizza. La radicalizzazione esiste, corre online e può passare dai social alla strada in tempi rapidissimi. Lo Stato ha fatto il suo dovere intervenendo prima. Ora la politica faccia il proprio. Prevenzione, controllo del territorio, intelligence. Non slogan, sicurezza nazionale. Salvini eviterà lo sciopero? 2 giugno di lavoro per il ministro, mentre qualcuno cerca il retroscena da salotto, Matteo Salvini lavora sui dossier concreti. Treni, cantieri, PNRR. Il nodo è lo sciopero nazionale di 8 ore annunciato per l'11 giugno dal personale ferroviario. Fonti dell'MIT confermano che i tecnici del Ministero sono al lavoro, su indicazione diretta del Ministro, per evitare la mobilitazione. Per pendolari, imprese e turismo, la mobilità è vita quotidiana, non formula tecnica. Il Ministero considera condivisibili le richieste dei lavoratori. Questa è la differenza tra politica del rumore e politica dei dossier. Meno polemiche, più tavoli, più soluzioni. È qui che si misura il governo.
Pensioni, soluzione Lega. Obiettivo, superare la Fornero. La Lega lavora a una strada per consentire l'uscita dal lavoro prima dei 67 anni, senza far saltare i conti. La rigidità della Fornero pesa ancora su operai, artigiani, autonomi e categorie usuranti. Mentre la sinistra rispolvera patrimoniali e nuove tasse, la Lega difende chi ha lavorato davvero. L'obiettivo è una formula sostenibile per chi ha versato contributi e non può essere trattato come un numero in un foglio Excel. I conti contano, ma conta anche la vita reale. Autonomia avanti in Veneto. Stefani, le istanze in Parlamento. Il dossier autonomia torna in Parlamento con le intese preliminari tra governo e regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le materie sono pesanti: tutela della salute, finanza pubblica, protezione civile, professioni, previdenza complementare. Non una bandierina, pezzi concreti di amministrazione. L'autonomia non è un capriccio territoriale, è responsabilità. Avvicinare le decisioni ai cittadini, premiare chi sa governare. Il centralismo promette uguaglianza e produce lentezza. Oggi siamo al passaggio parlamentare, non al traguardo, ma la direzione è quella giusta. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Jihad sociale. Il vuoto che arma i fragili. Il caso Ben Addi non è solo cronaca di sicurezza, è un avviso. Giorgio Laici, sul sussidiario.net, lo legge come il segnale di una minaccia che cambia pelle. Non più reti strutturate o cellule riconoscibili, ma radicalizzazione rapida e digitale. Un ragazzo può passare da una chat estremista alla propaganda jihadista dentro quella bolla che i social alimentano benissimo. Laici parla di vuoto identitario. Quando arretrano famiglia, scuola, comunità e autorità dello Stato, quel vuoto non resta mai vuoto. A volte lo riempie il fanatismo, a volte la propaganda dell'ISIS, a volte un algoritmo che spinge contenuti estremi verso chi è già fragile. Gli apparati italiani hanno funzionato, ma la prevenzione non può essere lasciata solo alla polizia. Integrare significa dare dignità, lavoro, regole e identità. Il resto è rimozione ideologica. Ucraina in Europa? La Lega sceglie il realismo. Aiutare Kiev non significa spalancare le porte dell'UE in piena guerra. È il punto dell'analisi di Dario Chiesa sul sussidiario.net. La politica estera deve tornare al realismo, non agli automatismi ideologici o agli slogan bellici. Sul dossier Ucraina in UE, la posizione della Lega è netta, contraria all'ingresso accelerato. Non per abbandonare Kiev, ma perché l'ingresso durante il conflitto trasformerebbe l'attuale co-belligeranza in una dichiarazione aperta contro Mosca. Restano aperti i nodi sull'agricoltura, la corruzione, i 7 paesi già candidati e il rischio di trasformare l'UE in un surrogato della NATO. La linea è chiara: sostegno all'Ucraina sì, allargamento del conflitto no. E con questa ultima notizia si chiude l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Il nuovo appuntamento è per domani, stessa ora e stesse frequenze. Grazie per averci seguito e buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.